Benvenuti a Mestiere Artigiano. Oggi ci spostiamo sui monti di Cammarata a conoscere il pastificio Pastami, un'azienda giovanissima che produce primi piatti pronti, made in Italy o meglio, made in Sicily. Piatti a base di pasta che si conservano fuori frigo pronti in 90 secondi. Dopo anni di ricerca e di sviluppo sui prodotti alimentari, Pastami ha messo a punto un ventaglio di piatti pronti. Piatti che si ispirano alla dieta mediterranea, piatti che non contengono né additivi né conservanti, ma piuttosto utilizzano materie prime biologiche. Andiamo a conoscere questa splendida realtà con l'ideatore Andrea Gambini e il suo socio Carmelo Russotto. Pastami nasce all'incirca 3 anni fa, quando il mio socio Andrea Gambini ha studiato per quasi 3 anni su ricerca e sullo sviluppo ad un innovativo impianto, ad un innovativo progetto, che era quello dei piatti pronti. Il progetto nasce circa 3 anni fa con la volontà da parte mia, che già mi occupavo da anni di export di prodotti agroalimentari di eccellenza, di poter fruire all'estero, in particolare soprattutto all'estero, di un piatto di pasta italiano che però piacesse all'italiano. E quindi da qui è nato questa sfida, no? Quindi creare un piatto di pasta che piace all'italiano per il mercato estero. Chiaramente dovevamo vincere alcune problematiche legate poi alla logistica, al trasporto, alla velocità di preparazione, un pochino anche di questo che era un po' il mondo che stava cambiando. Dopo circa 2 anni e mezzo di ricerca siamo in buona sostanza sono riuscito poi a sviluppare questo progetto in cui abbiamo realizzato questi primi piatti di pasta, quindi pasta e sugo, che si possono conservare fuori frigo fino a 12 mesi, con la caratteristica e l'innovazione che la pasta rimane sempre al dente. Gli amanti della pasta sono tutti coloro che mangiano pasta e amano la pasta, soprattutto al di là poi del mercato italiano, però insomma sappiamo che c'è un mercato internazionale veramente ampio, forte e anche i dati ci danno in forte crescita. La particolarità del nostro prodotto di potersi conservare ed essere trasportato fuori frigo, la possibilità di essere preparato in soli 90 secondi e l'innovazione che può rimanere, conservarsi fino a 12 mesi, oltre al fatto, la cosa più importante, che una pasta che rimane sempre al dente, lo rendono fruibile per tutti i vari canali, da quelli che sono un po' il food service, per la preparazione da ristorazioni, alberghi, bar, e quindi realtà che in qualche maniera hanno necessità di una ristorazione veloce. Ha tutta la parte di retail, dove è possibile chiaramente acquistare il pacchettino che poi uno porta a casa e può gestirsi tranquillamente, mangiarselo in ufficio, a casa, nello sport. E l'altra cosa poi molto importante, soprattutto soddisfa i nuovi canali distributivi per l'e-commerce, perché questo prodotto, non necessitando di una catena del freddo e con questa lunga shelf life, può accedere tranquillamente a tutte le piattaforme anche di e-commerce. Il progetto in questa fase chiaramente sta sviluppando piatti pronti con ricette italiane generali per il mondo internazionale. Di fatto però stiamo già avviando, in collaborazione con molti studi di ricerca anche qui in Sicilia, soprattutto anche l'utilizzo e l'applicazione della nostra tecnologia anche a grani antichi siciliani e a tutta una specie di prodotti siciliani, che hanno poi anche questa grande possibilità di essere un prodotto anche salutistico, e in questo senso stiamo lavorando. Proprio nei prossimi mesi usciremo a breve anche con delle linee nuove proprio a base di pasta di grani antichi siciliani.
Bentornati in studio, Mestiere Artigiano. Abbiamo appena visto come il prodotto Pastami si presenti come un piatto gourmet che porta con sé la tradizione italiana del cibo in tutto il mondo. Adesso continuiamo a parlare di biologico e lo facciamo con Giovanni Battista Girolomoni, presidente della cooperativa Girolomoni, pionieri del bio in Italia a partire dagli anni 70, nonché presidente del distretto biologico Marche. Le chiedo subito, quanto conta l'artigianalità delle piccole aziende nel settore dell'alimentazione? È un aspetto, quello dell'artigianalità, molto importante. Va anche trovato il modo, come nel nostro caso, nella nostra esperienza, poi ognuno ha una missione, una visione della qualità in maniera diversa. Noi quello che abbiamo sempre cercato di fare da 50 anni a questa parte è coniugare la parte di tradizione all'innovazione. Quindi l'artigianalità, nel nostro caso, noi siamo una piccola realtà del biologico con la trasformazione, abbiamo sia il mulino che il pastificio, quindi ci occupiamo di tutta la filiera della pasta. L'artigianalità in questo caso abbiamo macchinari nuovi, moderni, se vuoi anche che vanno verso l'efficienza dell'industria, però allo stesso tempo abbiamo cercato nel tempo di mantenere i principi sani che dà l'artigianalità, quindi comunque una lenta essiccazione, comunque un procedimento di macinazione lento, perché alla fine lo scopo ultimo e più importante è quello di preservare la qualità della materia prima. Voi come azienda siete a capo di una filiera, siete degli agricoltori che fanno la pasta. Come risponde il mercato a questi prodotti? Noi rappresentiamo un po' la trinità della pasta, siamo agricoltori, siamo mugnai e siamo pastai, quindi ci occupiamo veramente di tutta la filiera, e tutta la filiera naturalmente nostra è dedicata all'agricoltura biologica, quindi siamo stati pionieri del biologico a partire dagli anni 70 con nostro padre Gino Girolomoni, che è stato uno dei pionieri del bio in Italia. E per noi quindi è fondamentale questo aspetto, legare una filiera il più corta possibile, la trasformazione diretta da parte degli agricoltori, quindi siamo agricoltori che fanno la pasta, proprio cambia la visione rispetto al paradigma attuale, dove è l'industria o l'artigiano che va a cercare magari una filiera di qualità. Noi siamo proprio agricoltori che si sono messi insieme per cercare di trasformare il prodotto, quindi un processo inverso, e questo è molto apprezzato all'estero, dove c'è una grande ricerca soprattutto in certi paesi, per quanto abbiamo un buon mercato anche in Italia, però un prodotto essenziale e facile da conservare, e con un processo di trasformazione che preserva le qualità del prodotto, come è appunto la pasta, unita al valore dell'agricoltura biologica, è un binomio che all'estero è molto apprezzato, soprattutto in certi paesi. Noi esportiamo principalmente in Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone, ma sono più di 30 i paesi in cui siamo presenti. Quindi il concetto di artigianalità applicato alla filiera. Esattamente, è proprio che è il contadino, è l'agricoltore che in qualche modo si è fatto anche artigiano, e questa è la visione. Quindi la parte di artigianalità parte proprio dal seguire la filiera in maniera innovativa e col protagonismo diretto degli agricoltori. Questo essere artigiani a partire dalla fase agricola, anzi dalla fase del seme, perché poi ci occupiamo anche della produzione del seme per alcune linee di pasta, di grani antichi, ce ne occupiamo direttamente, quindi è il concetto di artigianalità applicato all'intera filiera fin dalla parte agricola. E noi la ringraziamo per il suo intervento, ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata di Mestiere Artigiano, sempre qui con nuovi ospiti e nuove pillole di artigianato.